motivo a staffetta proprio per il meccanismo che tu hai spiegato. Mentre si funzionano le fanfare, ricordo due piccoli dati statistici. In Italia ci sono oltre 50 fanfare dei bersaglieri che sono sfilate alla Spezia al 70° raduno nazionale dell'Associazione Bersaglieri lo scorso maggio, e poi abbiamo 4 fanfare ufficiali, ovvero la fanfara Brigata Bersaglieri Garibaldi, quella del 3º, del 6º, del 7º e dell'11° reggimento. Come hai detto tu, abbiamo l'omologatore che è Liberio Furrini, affiancato da Livio Guidolino della sezione Bersaglieri di Salso Maggiore. Il certificatore del tentativo di primato di record è il vice sindaco di Padova, Andrea Micalizzi. Eccolo qua, vice sindaco, lei la responsabilità, si alzi in piedi, un applauso a colui che deve rimanere il record come ufficiale giudiziario. Ricordiamo ancora il meccanismo: quando la fanfara che sta correndo affianca quella pronta a ricevere il cambio, partirà la seconda fanfara. Quindi non esiste, come nel caso della staffetta, avete visto? 1, 2, 3, 4 dell'1, 5, 6, 7, 8 salgono di piade, fanfara 1, fanfara 6, si daranno appunto il cambio, ma poi lo vedrete. Vorrei sottolineare a tutti che non è stato provato e quindi incrociamo le dita. Bene. Vai Diego, a te la parola. Allora, siamo pronti? Attenzione, 3, 2, 1, via! Ed è partito il record, quindi tempo e spazio. È partita la prima frazione, fanfara di Belluno al Pago, Ponte delle Alpi. Ecco il cambio, parte la fanfara di Ceggia. Il capo fanfara si deve affiancare all'altro capo fanfara. Pronta a partire la fanfara di Jesolo, ci stiamo avvicinando. Partita, cambio perfetto, cambio olimpico. Bravissimi questi ragazzi. Siamo stati graziati anche un po' dalla pioggia. È pronta la fanfara di Padova. Ecco il cambio. Direi sincronismo perfetto, buon Antonio. Del resto Diego, quando mi ricapitava di avere 6 fanfare assieme. Vogliamo ricordare appunto, anche se gli amici del Veneto lo sanno, che in campo ci sono tutte e 6 le fanfare dell'ANV del Veneto.
Leona. Partiti! E si appresta a lanciare la fanfara di Belluno al Pago Ponte delle Alpi. Partiti! Pronto a ricevere il cambio la fanfara di Ceccia. Partiti. È pronta a partire ora la fanfara di Jesolo. Eccoli al via. È pronta a partire la fanfara di Padova, Achille Formis, la cui sezione sta organizzando in maniera ferita. Partita la nostrica, eccoli i nostri ragazzi. Siamo a 2 giri completati, quindi abbiamo 800 metri. In realtà la distanza coperta è maggiore perché chi gira all'esterno compie più metri rispetto agli 80 metri previsti per chi corre all'interno. E siamo pronti per il cambio, salgono le limpiare. Diego, Dimmi Antonio. sarai tu dopo a giocare, ovviamente. Abbiamo capito che volevo andare avanti all'infinito. No, si aspetta la cena. Abbiamo appena ricevuto indicazioni dal maestro Antonio Valerio Cadaleta, maestro della fanfara di Padova. E abbiamo fatto un altro cambio, è ripartita Belluno al Pago Ponte delle Alpi. Ed ecco Ceccia.
essendoci la pioggia, mica puoi programmare l'evento. Sei il vicepresidente Pallusi che si mettono le mani tra i capelli. E sta partendo Marostica. Sta per partire Sandona di Piave. Legati, hai avuto indicazioni? Sì, stiamo per concludere. Bene. Ed ora la fanfara di Belluno al Pago Ponte delle Alpi. Ragazzi, direi che un applauso che non possiamo fare a questi ragazzi meravigliosi. Questa è l'impresa dell'impresa. Siamo a conclusione. Parte Padova! Ragazzi, un applauso, siete un po' moscettini su quelle tribune, a caldo al coperto, questi corrono a freddo e sotto l'acqua. E parte Marostica! Non li fermiamo più, ragazzi! Io credo che questo record sarà molto difficile da battere in futuro e comunque, ripeto, rimarrà nella storia, perché oltre alla difficoltà del record ci sono anche le condizioni meteo. Io ho il dubbio che Bozzo abbia ordinato il maltempo apposta per impedire che questo record venga superato. Sandona di Piave, eccoli! Quando si scherza ovviamente. Grazie, indicazioni sulla conclusione. Ovviamente a questo punto la sfida è lanciata Lombardia e Emilia Romagna, vediamo cosa saranno in grado di fare e a due associazioni e le vie regionali. Eccoli qua, ragazzi, ancora in pista.
6 fanfare per chi riuscirà a fare più frazioni. Voglio ricordare che alla prima riunione fatta con il presidente dell'associazione di Padova, Luigi Dallago, e con il maestro Antonio Valerio Gadaletta e con Antonio Grozzo e con il Guinness Club di Trento si erano ipotizzate 2, massimo 3 frazioni. Guardate qualche spettacolo, signori. Mentre è Padova che sta percorrendo la nuova frazione. E si appresta a lanciare Manostica. Abbiamo già coperto oltre 2 km e 400 metri. Prego, mi devo occupare anche della cena del gran finale, come giudici intervenire. Parte Ceggia! Come Presidente sei tu, devi intervenire tu, questi non li ferma nessuno. Allora alla conclusione del prossimo giro terminiamo. Anche perché abbiamo il gran finale da fare sempre sotto la pioggia. E parte Jesolo! Forza con gli applausi che se li meritano questi ragazzi! Questa volta giochiamo in casa, tocca a Padova! Diego, come siamo messi? Concludiamo con la fanfara dei Manostica sulla linea. Chiediamo con Sandro di Chiave, così tutte le fanfare hanno effettuato lo stesso numero di frazioni. Esatto. E abbiamo la fanfara di destra più avanti. E sta partendo la fanfara di Manostica. Quindi chiudiamo in questo tentativo riuscito di record. Con la partenza di Sandona. E ora l'ultima frazionista della fanfara di Sandona di Chiave. Parte Sandona. Naturalmente il palo si afferma. La misura verrà presa alla fine di Sandona di Chiave nel momento del cambio.